voi avete qualcosa da chiedere, è meglio approfittarne. Casson potrebbe chiarire il testo della scheda elettorale, perché anche quello mi sembra un po' diciamo ricattatorio. Vorrei, è l'unico punto che non ho approfondito, diciamo. Ah sì, Piero De Petris. Vabbè, io avevo una domanda che riguarda quello che si sente un po' dire anche sui telegiornali e nei giornali così. Questa riforma è chiesta o fortemente caldeggiata dall'Europa e dall'economia, dall'economia e della finanza mondiale. Se non sbaglio era uscita una relazione di JP Morgan che parlava della situazione italiana, e poi l'ambasciatore americano pochi giorni fa ha fatto una dichiarazione a questo proposito, per cui quanto effettivamente il nostro governo è influenzato e quanto però è giusto che siamo così sotto, non ricatto, ma sotto queste imposizioni, insomma. Sarà la domanda. Buonasera, ringrazio i due relatori per questa bella illustrazione che hanno fatto. Io qui vengo a portare la mia testimonianza di persona che è già vecchia ormai. Io sono più vecchio della Costituzione, perché la Costituzione è del 48, io sono del 42. E da quando ho avuto modo di leggerla, e non l'ho letta a scuola, questo l'ho letta fuori dalla scuola, devo dire che siamo arrivati a questo sbocco in cui la Costituzione, dopo essere stata più volte sfigurata e sfregiata anche da altre riforme costituzionali o leggi di revisione costituzionale. Io non ho molta simpatia per la legge di riforma, per esempio, del 2001, che a parole sembrava o sembrerebbe dare maggiore autonomia agli enti locali, alle regioni, e in realtà invece ha creato una forma di complicazione e ha stravolto l'impianto del 1948, che probabilmente, certo, tutte le cose di questo mondo possono essere migliorate e perfezionate, ma quella è la Costituzione. Tutti gli altri interventi, adesso non voglio dire tutti, alcuni sono stati anche opportuni, hanno creato comunque una ferita alla Costituzione. Non posso dilungarmi a lungo, comunque dico che da almeno 10 o forse 20 o forse anche di più anni si sta facendo un'opera da parte degli organi di informazione, da parte della scuola, da parte oggi di tutti questi media, social network e così via, che hanno portato a una convinzione che il Parlamento non serve a niente, che è meglio abolire il Parlamento. Questa sera qui c'è per fortuna un po' di gente, ma dovrebbero essere molti di più, e questo si spiega perché in tanti anni probabilmente nessuno ha fatto un'opera di
presentazione della Costituzione. Io lo posso dire, qui la gente mi conosce, sono stato sindaco di questa città, sono stato sindaco di un partito che è stato fondatore della Costituzione, si chiamava Partito Comunista Italiano, e a quell'epoca il preambolo del Partito Comunista era: il Partito Comunista è l'organizzazione dei cittadini e di tutti i lavoratori che attueranno la nuova società attraverso l'attuazione delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana. Oggi non c'è più questo partito, sappiamo la storia probabilmente perché questo partito doveva cambiare nome prima della caduta del muro di Berlino, ma qui non voglio perdere troppo tempo. Il fatto che è vero, secondo me, è che la Costituzione non è mai stata amata, sinceramente. Tutti hanno cercato di attuare un altro tipo di Costituzione. Per dire, ecco, un articolo su cui si poteva intervenire per far comprendere ai cittadini il senso di questa Costituzione, che si dice e probabilmente è la più bella del mondo, meno nel suo impianto generale, è che nessuno si è mai preoccupato di dare attuazione a un articolo che è la chiave del rapporto fra il cittadino e lo Stato, ed è, il senatore Casson lo sa meglio di me, l'articolo 49 della Costituzione di questa Repubblica. Io ho avuto la fortuna o la disgrazia, non so come chiamarla, di essere stato presente nel Senato di questa Repubblica e con molta amarezza ho dovuto constatare che nessuno era interessato a trovare un sistema per dare attuazione a questo articolo, e francamente, a titolo di pura testimonianza, nel novembre del 1991 io ho presentato un disegno di legge di attuazione della Costituzione, nella quale si dice che i partiti devono avere, finisco subito, devono avere nel loro statuto un ordinamento democratico e devono essere trasparenti nelle loro entrate e uscite. Mi fermo qua. Questi principi sono dentro la testa delle persone, questo è il punto. C'è lo spirito della Costituzione, se noi guardiamo bene, è dentro le coscienze. Nella nostra morale c'è la Costituzione della Repubblica, dobbiamo difenderla. Siamo arrivati tardi perché con questo clima che si è creato, se domani si mette all'ordine del giorno un referendum per l'abolizione del Parlamento, c'è il rischio che la gente vota per l'abolizione del Parlamento. Mi dispiace. Io volevo ricordare che nell'Europa del Novecento abbiamo avuto 5 dittature nei paesi vicini ai nostri, non solo alla nostra, in Germania, in Portogallo, in Spagna e poi più recentemente in Grecia. Mi pare che nessuno di questi paesi abbia ad esempio una legge elettorale a doppio turno e, se non sbaglio, il sistema con il quale in Spagna rivedono la Costituzione è ben più efficace ed è ben più rigoroso di quanto non sia il nostro. Addirittura mi sembra che si convochi una votazione politica generale per modificare la Costituzione, non un singolo articolo, ma un gruppo consistente di articoli come quello che si va a modificare con il referendum prossimo. Ecco, su questo volevo un attimo chiedere se risultava a Casson che appunto in Spagna, dove la dittatura di Franco è durata fino al 75, hanno appunto per garantire che non si trovassero ancora
nelle condizioni in cui si erano trovati, la Costituzione poteva essere modificata solo attraverso un sistema molto complicato e molto garantista. Una domanda veloce, non voglio essere prolisso. Mi risulta che i media insistevano sul fatto di eliminare le province per risparmiare, per non spendere soldi. Mi risulta che domenica scorsa c'è stata la votazione per il presidente della provincia. Grazie. Salve, una domanda diciamo tecnica, no? Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, il referendum passa, non passa? Cioè, non c'è il quorum, quindi la maggioranza relativa decide. 10 decidono 10. Perfetto, grazie. Buonasera. Prima di tutto devo dire grazie alla signora, perché se siamo qui in un paese libero e democratico lo dobbiamo a lei e a quelli giovani come lei che hanno reso questo paese importante. Grazie. Premesso questo, premesso anche che ho la grande stima di Casson per quello che ha fatto come avvocato, come per la classe operaia di Venezia. Io saluto questa sera come cittadino perché sono ignorante in materia e però, passatemi il termine, ho piene le palle di questa classe politica. Lei ha fatto dei riferimenti prima che hanno confermato questo, di qua, di là, di su, di giù, di qua e di là. Questo è il secondo incontro che ascolto. Un po' di giorni fa un incontro organizzato da delle associazioni con un professore dell'Università di Padova costituzionalista che spiegava un po' di questa riforma e ho sentito dei sì e sicuramente anche dei no. Io capisco che voi siete il discorso dei no e quindi sono venuto a contare, ma io come cittadino devo andare a sentire anche quello di sì, perché qui un sì non l'ho sentito. E quindi grazie che ci avete messo me in questa possibilità di poter sentire comunque il discorso di no e farmi un'idea e poi comunque deciderò. Grazie, grazie ancora per le personalità che avete invitato. Grazie, ringrazio anch'io per l'organizzazione e vorrei fare una domanda al parlamentare Casson. Quando si dice che la nostra Costituzione è una bella Costituzione, perché lo si dice? Perché io credo che sia perché è chiara, è semplice, ma nello stesso tempo è molto efficace. Leggendo la riforma che si vuole portare a questa Costituzione, emergono gli articoli, l'articolo 70, che io sinceramente trovo illeggibile e volevo sapere, tra i parlamentari si discute di questo, proprio della bruttezza della nuova Costituzione paragonata a quella precedente, perché secondo me questo è un aspetto fondamentale. Portare una Costituzione che non è chiara vuol dire imbruttire la Costituzione e quindi indebolire la Repubblica. Grazie. Sì. Dobbiamo chiudere gli interventi perché non ce la facciamo. Volevo solo ricordarvi che alla fine, per cui al massimo verso le 7:35, se volete fermarvi a bere qualcosa con noi, non con i nostri ospiti perché devono correre però. No, purtroppo io che pure sono per la via alcolica al socialismo non potrò esserci. Ma volevo, no.